Buongiorno e grazie a tutti per essere presenti alla conferenza stampa di presentazione del progetto Veneto Stars, il Veneto nello spazio, chiamata per giovani innovatori europei. Inizio per ringraziare dell'ospitalità la Presidente dell'Associazione Stampa Estera, Esma Kashir, e la invito per un breve saluto di benvenuto. Buongiorno a tutte e tutte, sono Esma Çakır, è un po' difficile il mio cognome, provengo dalla Turchia e sottolineo questo perché stamattina leggevo un po' la storia del Veneto e i veneti in particolare e mi sono sorpresa di sapere questa classica leggenda che diceva originari dei Veneti e in Anatolia, quindi la Turchia di oggi. Ma purtroppo questa ipotesi viene discussa ancora tanto, non è accertata, però comunque un attimo mi piaceva tanto di avere questo legame con voi, se anche era un attimo. Allora io ringrazio tantissimo il Presidente e tutti i nostri ospiti per aver scelto la nostra sede. È un posto dei corrispondenti di 350 paesi. Per noi corrispondenti esteri la regione Veneto è molto interessante. È un fonte incredibile per noi perché ci sono tanti temi da approfondire. Al di là di prima regione che è più visitata in Italia e quinta, se non sbaglio, in Europa. Oggi invece la regione Veneto ci apre ancora un'altra finestra. Quella finestra è legata allo spazio. Sono molto curiosa di sapere tutti i dettagli che non so ancora, quindi non entro in merito. Lascio parola ai nostri ospiti perché il Presidente deve scappare subito al treno, quindi non allungo tanto il mio discorso. Grazie tantissimo e buon lavoro e buona conferenza. Grazie. Grazie e iniziamo la conferenza stampa. La parola al Presidente Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie. Esma Çakır. Ditelo che Çakır. A posto? Beh, intanto non è proprio vero che i veneti non hanno contatti, non hanno legami con la Turchia. Noi abbiamo addirittura il fondaco dei turchi in Veneto, a Venezia. Quindi abbiamo dedicato una parte di Venezia ai rapporti con la Turchia. Del resto il Mediterraneo, noi nel Mediterraneo ci sguazzavamo, è noto che per 1100 anni abbiamo comunque avuto rapporti con tutto il Mediterraneo. Pensate che se andate nella biblioteca storica, nell'archivio storico di Atene, trovate i trattati scritti tra Grecia e altri paesi, scritti in Veneto. Quindi la lingua ufficiale della diplomazia nel Mediterraneo per un periodo è stata Veneto. Detto questo, siccome siamo sempre avanti, lo eravamo nella Repubblica Veneta, lo siamo ancora oggi, io sono onorato intanto di ringraziare per questa ospitalità, perché questo è il salotto buono della comunicazione. Io l'ho conosciuto da Ministro le prime volte e ringrazio ovviamente voi per l'ospitalità e per la visibilità internazionale che noi chiediamo per questa conferenza stampa. C'è un motivo, non perché ci siamo gasati e montati la testa, ma perché stiamo lanciando un contest europeo, internazionale. È un contest rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni, si chiama Veneto Stars, ed è un contest che dice ai team che saranno formati, possono essere formati da 2 a 7 elementi, ai team diciamo utilizzate i dati spaziali, li state utilizzando, fatelo promuovendo dei progetti. Quest'anno il tema è l'agricoltura, quindi tutto quello che si può diciamo mutuare dallo spazio al terreno. Sembra quasi una roba in contrapposizione, ma non è così. L'agricoltura già conosce per dire che so, la guida autonoma per molte lavorazioni agricole. L'agricoltura approfitta dei dati aerospaziali per tutto quello che sono le previsioni meteo, le georeferenziazioni. Nei progetti, io li ho letti un po' tutti i progetti presentati al 23 di marzo, ma ce ne saranno anche ancora. I team che oggi sono presenti, che già hanno deciso di partecipare, sono team di ragazzi polacchi, lituani, tedeschi, spagnoli, italiani, ce n'è veramente, c'è una bella rappresentanza. E abbiamo progetti innovativi rispetto ad esempio alla tutela dell'acqua e quindi al consumo idrico, è un consumo responsabile dell'acqua in agricoltura, piuttosto che l'utilizzo di dati spaziali affinché diciamo, si riesca a tarare il consumo con
l'immagazzinaggio dell'acqua interpolando diversi dati, ma anche uno dice, a me mi ha entusiasmato l'idea di utilizzare i dati spaziali e quindi l'analisi dei gas e la probabilità degli attacchi di parassiti nelle arnie delle api. Ma le api sono in pollinazione, sono il frutto e quindi siamo ancora in agricoltura. E molti altri progetti, quindi veramente meriterebbero di vincere tutti. 10 saranno i prescelti, questi 10 progetti saranno prescelti, verranno anche remunerati e poi andranno ad essere, faranno il percorso d'onore nel meeting che faremo aerospaziale, che faremo il 15 di maggio, e durerà 3 giorni e lì verranno presentati. Direi che ci sono tutte le componenti. A me chiudo ricordandovi solo una cosa e salutando anche i miei compagni di viaggio che poi so che parleranno e verranno presentati e che ringrazio per essere qui. E a me mi interessa ricordare, ma prima me l'hanno chiesto anche i giornalisti, c'è un tema romantico rispetto a questo, no? Che è quello dello spazio, forse anche un po' di sogno, però noi atterriamo e diciamo che è realtà, non è un film di fantascienza, diciamo che è una realtà al punto tale che ha una dimensione economica da 1,5 miliardi di euro di fatturato in Veneto, con 52 imprese e 5.000 addetti, siamo i terzi in Italia, ma diventeremo i primi, perché il nostro obiettivo è quello di diventare primi, e vogliamo investire nell'aerospazio e in tutto quello che è la rete innovativa regionale aerospaziale e il presupposto per crescere è coinvolgere i giovani. Il presupposto per crescere è coinvolgere i giovani, le idee innovative. Ringrazio i giovani dell'Università di Padova, c'è una rappresentanza qui, che hanno elaborato il logo, un po' diciamo lo storyboard, l'immagine di questo concorso, perché ancora una volta i ragazzi indicano la via. L'ho scritto anche nel mio libro. Ho scritto che non è un paese per giovani, ma diventerà un paese per giovani. Grazie. Grazie Presidente, e farei vedere un video proprio promozionale che hanno elaborato assieme agli studenti dell'Università di Padova di lancio della challenge del progetto Veneto Stars. E adesso chiederei all'assessore all'agenda digitale Regione del Veneto, Francesco Calzavara, magari di entrare un po' più sul dettaglio del progetto Veneto Stars e raccontarci brevemente un po' la genesi del progetto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per averci dato questa disponibilità. Come sempre parlare dopo il Presidente ed ex Ministro dell'Agricoltura è complicato nel cercare di integrare quanto già il Presidente vi ha rappresentato, però credo che sia doveroso da parte nostra raccontarvi come questo percorso che iniziamo con Veneto Star è inserito all'interno dell'agenda digitale 2025 che la Regione del Veneto da poco ha approvato, che proietta una regione capace di pensare e di innovare su tanti temi legati al digitale. Quello di una regione che diventi hub di conoscenza, di capacità di aggregare dati e poi di restituirli a chi ne deve utilizzarli al meglio è uno degli obiettivi di Agenda Digitale 2025 e quindi in questo contesto anche i dati spaziali diventeranno sempre di più un elemento di conoscenza e di miglioramento dei servizi che daremo ai nostri cittadini. Quindi un laboratorio di Open Innovation che la Regione cerca di portare costantemente avanti attraverso una serie di iniziative e questa è una di quelle più importanti. È un progetto triennale, quindi parte con il primo anno legato al mondo dell'agricoltura. Il prossimo anno ci occuperemo di dati legati al turismo. Ricordo che la Regione del Veneto, come veniva ricordato dal Presidente, è la prima regione in Italia
per presenze turistiche, facciamo 72 milioni di presenze turistiche, la conoscenza del dato ci permetterà da questo punto di vista di essere sempre più capaci anche di comprendere quelle che sono i flussi e quelle che sono anche le previsioni, ma anche i cambiamenti di alcuni percorsi che all'interno della nostra regione devono essere sempre di più ricercati, soprattutto nella relazione tra il mare e l'entroterra. Insomma, il mare fa metà delle presenze turistiche e ci piacerebbe che questa grande presenza del nostro territorio fosse messa in relazione con l'altra parte del Veneto, bellissima. E poi l'ultimo anno ci occuperemo della gestione dei dati legati ai grandi eventi, questo in prospettiva di Cortina 2026, e quindi riuscire a capire cosa succede all'interno di un grande evento, anche per riuscire a spiegarlo dal punto di vista economico, qual è la ricaduta e l'investimento che un ente pubblico fa e cosa poi ritorna sul territorio, la conoscenza di quelli che sono i movimenti delle persone nel nostro territorio, credo che sarà elemento di sicura conoscenza e di programmazione futura. Come diceva, è un contest che è iniziato il 1° febbraio, si conclude il 15 marzo dal 15 aprile per le iscrizioni, giovani dai 18 ai 25 anni, e dovranno occuparsi dell'utilizzo dei dati nel settore dell'agroalimentare. 10 progetti che poi troveranno una loro rappresentazione all'interno di quell'altro grande evento che la Regione del Veneto organizzerà nel mese di maggio, ma poi ne parlerà il Presidente Zoppas. E poi chi vincerà questo contest avrà la possibilità all'interno di una società della Regione del Veneto, che è Veneto Agricoltura, di testarlo sul territorio e quindi effettivamente dimostrare la capacità di questa progettazione. Ha anche una valenza, ne accennava il Presidente, importante per noi. Il momento in cui si parla di questi giovani che girano per l'Europa, che fanno esperienza, che si muovono nel territorio, e quindi per noi questo progetto è un progetto che ha una valenza per i veneti che vogliono rimanere nel Veneto, che quindi vedono una regione capace di innovare, capace di essere costantemente contemporanea rispetto a quelle che sono anche le aspettative di chi oggi si sta lavorando su determinate materie, e dall'altra anche la capacità di essere attrattiva rispetto a dei giovani europei che possono pensare che il Veneto, l'Italia, ma in particolar modo il Veneto, per la qualità della vita che riusciamo complessivamente a erogare per i nostri luoghi, possa essere un elemento anche di attrazione e quindi di venire a sperimentare la vita nei nostri territori. Si inserisce in un progetto, come dicevo all'inizio, di una regione che vuole proiettarsi come hub, quindi come la creazione di una regione che ha una data platform, che poi possa interagire attraverso una pluralità di dati da restituire agli stakeholder che riteniamo siano in attesa di un elemento aggregativo tale da poi, attraverso elementi di intelligenza artificiale e di analisi dei dati, di restituzione di questi dati. È un progetto e ci fa particolarmente piacere perché è nato anche con la relazione con un'importante università del nostro territorio come quella dell'Università di Padova, fatto per i giovani e costruito con i giovani, quindi avete visto che anche la comunicazione ha questa capacità di essere molto vicina a chi dovrà poi iscriversi entro il 15 aprile, e quindi è l'occasione per ringraziare anche il professor Toffanin. Poi magari avremo modo di vederci tutti assieme e di averli qui, i ragazzi che hanno presentato questo logo, ma è la dimostrazione dell'interazione che c'è tra la pubblica amministrazione e l'università, che riesce a produrre risultati come questi e che vedremo a partire dal 15 aprile riuscire ad attrarre molti giovani nel nostro territorio che nel mese di maggio verranno a scoprire le bellezze del Veneto e portarci, speriamo, delle novità assolute dal punto di vista tecnologico. Grazie a tutti. Grazie Assessore, e proprio in ottica di collaborazione Regione del Veneto, per promuovere al meglio la challenge, ha attivato una serie di partner importanti sul territorio nazionale e internazionale. Iniziamo con ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, con il Presidente Giorgio Saccoccia. Grazie, buongiorno a tutti. Sentite, sì. Innanzitutto complimenti al Presidente, ascoltavo poco fa parlare di quello che lo spazio fa per la terra, per le applicazioni tipo agricoltura, una preparazione, la facciamo cittadino dello spazio onorario, perché, per definizione. Allora io voglio veramente
congratulare la Regione Veneto per questa iniziativa, perché è un'iniziativa che mette assieme ciò che lo spazio vuole essere oggi, le tecnologie spaziali, vuole essere ovviamente preparazione del futuro, preparazione di quella che sarà la vita sulla Terra di domani, come proteggere la Terra nel suo insieme e soprattutto preparare il futuro per i giovani. Quindi questo contest, questa iniziativa mette insieme un po' tutto questo. Sentivo uno dei colleghi giornalisti all'inizio che chiedeva: ma quindi ci sarà un bando? I ragazzi non parlano più di bando, i ragazzi rispondono a stimoli più semplici possibili, quindi parliamo di sfida, un challenge, perché sono loro quelli che ci spiegheranno come poter tradurre in idee e iniziative quello che la tecnologia di oggi, la tecnologia spaziale di oggi, i dati che forniscono le attività spaziali possono essere poi tradotti in attività concrete, iniziative concrete, sia per il sostegno e per la crescita economica che per soprattutto la sostenibilità del nostro pianeta. Quindi è una bellissima iniziativa questa. Non mi stupisce che venga da una regione come il Veneto, che è sinonimo di attività spaziali in Italia, guardare in alto che quello che facciamo nel settore spaziale ha avuto nel Veneto con Galileo e a Padova in particolare l'esempio più importante, ma poi ricordiamoci tutti i grandi riferimenti che la Regione Veneto ha dato al settore spaziale, il professor Bepi Colombo che ha reso possibile tra le più importanti missioni spaziali di cui usufruiamo oggi. Lo spazio è veramente il settore che consente di guardare nel modo più ampio possibile alla Terra e al pianeta, senza confini. Mette insieme, siamo nel posto giusto oggi quando parliamo di stampa internazionale per parlare di spazio, perché non è un caso che i progetti spaziali coinvolgano il più possibile le nazioni più disparate. I progetti quelli più importanti sono resi possibili da collaborazioni internazionali che veramente valicano tutti i confini e le crisi. Però il bello dello spazio di oggi è che permette anche di agire localmente, di intervenire sui bisogni quelli locali, regionali, addirittura di aree ancora più ristrette, dove determinate esigenze, determinate aspettative, per esempio per le colture o per problematiche territoriali locali, possono vedere nei dati spaziali un intervento ad hoc specifico. Ed è quello che ci aspettiamo anche in risposta a questa sfida, vedere come team internazionali, come ha sottolineato il Presidente, ma con immagino un occhio particolare a quello che è la visione veneta all'utilizzo dei dati spaziali, possa fornire in particolare per quello che il Veneto vede come prospettiva di contributo futuro all'economia nazionale, alle attività europee e alla crescita della regione stessa. Quindi siamo come Agenzia Spaziale Italiana, ci confrontiamo continuamente con idee e iniziative da parte del cittadino, delle imprese su come utilizzare al meglio le tecnologie spaziali. E quindi siamo veramente curiosi di vedere quale sarà il risultato di questo stimolo che è stato proposto, e ovviamente in collaborazione con le imprese esistenti e quelle che nasceranno, ci auguriamo, in seguito a questa impresa nella Regione Veneto, ci proponiamo di far crescere ancora di più e più velocemente quella che è il supporto attento che già la Regione dà al settore spaziale. Quindi grazie per l'iniziativa e restiamo in attesa dei risultati. Grazie. E passiamo a un altro importante partner di progetto, l'Agenzia Spaziale Europea, e siamo in collegamento con Roberto Cossu, Country Manager Italia, Rete ESABIC. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi porto le scuse e i saluti di Simonetta Cheli, che non ha potuto prendere parte di persona a questo evento come inizialmente pianificato, e allo stesso tempo mi scuso per non essere fisicamente in sala con voi nonostante l'importanza di questo evento anche per noi dell'Agenzia Spaziale Europea. E sono responsabile per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione di incubatori di impresa noti come ESABIC,
in diversi stati membri dell'agenzia, tra cui l'Italia. E sono di Genova, quindi potrei tornare a parlare di antiche repubbliche marinare, legami con la Turchia, ma il motivo per cui sono qua con voi, seppur virtualmente, è che uno dei pilastri su cui si basa il documento di visione programmatico dell'Agenzia Spaziale Europea, noto come Agenda ESA 2025, è proprio lo sviluppo di nuove imprese e di competenze che vadano a sfruttare gli asset spaziali a beneficio di imprese e, come diceva il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana prima, anche i territori, perché lo spazio ha una rilevanza anche territoriale locale. Sicuramente iniziative come questa della Regione Veneto sono fondamentali per stimolare le idee, stimolare i giovani a confrontarsi col settore spaziale, ad acquisire la consapevolezza che proprio i dati, le informazioni, ma anche le tecnologie spaziali oggigiorno sono driver fondamentali per l'innovazione. E nello stesso tempo, a differenza di quello che era nel passato, in cui queste tecnologie, questi dati erano, diciamo, di difficile accesso, oggigiorno sono di facile accesso e, come diceva anche il presidente della Regione Veneto precedentemente, non sono più un aspetto romantico o futuristico, sono la realtà, quindi si possono fare, aprono sempre più spazi verso opportunità per l'utilizzo dei cittadini o delle imprese del territorio locale. E challenges come quella Veneto Stars, che ha il patrocinio di ESA, sicuramente andranno ad alimentare il mondo delle startups, a favorire la nascita di nuove imprese, come abbiamo detto prima, che poi troveranno, voglio sperare, negli incubatori come la rete di ESABIC, l'ambiente ideale per sviluppare ulteriormente l'idea imprenditoriale stessa, la startup, e crescere opportunamente. Sapete, ci sono diverse sedi ESA, e tra cui tengo a menzionare quella in Italia di Esrin e quella nei Paesi Bassi, Estec, da cui sono collegato in questo momento. E tutte queste sedi sono, ritengo, il partner ideale per queste iniziative. E da un lato possiamo pensare a Esrin, che è il centro di competenza per i dati di osservazione della Terra, che avrà un ruolo fondamentale, immagino, nelle idee, nell'applicazione di questo challenge. Dall'altro Estec, in particolare il dipartimento che oggi rappresento all'interno del direttorato di commercializzazione, che ha tra i propri obiettivi proprio quello di creare un ecosistema per supportare i giovani, nuove idee, creazione di impresa e la loro crescita. E con questo concludo il mio breve intervento, vi ringrazio ancora, buon lavoro ai giornalisti presenti in sala e ai colleghi per questa iniziativa con cui continueremo a collaborare e lavorare insieme sicuramente. Grazie. Appunto, stiamo parlando di Veneto Star, che è un progetto per i giovani. Chiederei ad Andrea Taramelli, che è il coordinatore Copernicus Forum Italia, come si coinvolgono i giovani nell'utilizzo dei dati spaziali. Allora, io ringrazio la Regione Veneto, ringrazio il suo Presidente, perché esattamente attraverso questi tipi di iniziative che si iniziano a coinvolgere i giovani. Parlo di due parole chiave che voi avete messo anche nel titolo: come si riporta l'investimento spaziale sulla Terra. È un investimento enorme, ma per riportare questo investimento servono due cose fondamentali: partire da problemi pratici, in questo caso l'agricoltura, e investire sui giovani, soprattutto su una nuova generazione, perché uno dei paradigmi che è cambiato è che ai tempi della nostra generazione noi dovevamo andare a cercare le informazioni, loro le informazioni ce l'hanno. L'osservazione a terra riporta sulla Terra in maniera gratuita tutta una serie di dati, ma soprattutto di informazioni, quindi la nuova generazione deve avere una capacità, come hanno i giovani adesso, di prendere le informazioni che sono realmente utili e metterle al servizio. Quindi tutto quello che era un investimento passato, si partiva da cosa sviluppo nella parte tecnologica e poi si cercava di capire cosa la parte tecnologica, quindi il dato che arrivava, poteva essere utilizzato. In questo caso è: qual è il problema? Eventi siccitosi, la gestione del fabbisogno irriguo, spandimenti di liquami che generano impatti sulla qualità dell'aria e quant'altro. Quali sono le informazioni che sono utili e che devono essere utilizzate per risolvere il problema? Questo solo una nuova generazione che si affaccia appunto in quella che viene definita la transizione digitale, cioè in quello che mette insieme tante informazioni che prima era difficile trovare, che invece adesso lo spazio mette a disposizione, e come vengono analizzati. Questo si fa solo attraverso eventi di questo genere. Un'altra cosa fondamentale, secondo me: l'Italia in questo momento
con l'Agenzia Spaziale, ma con tutti diciamo, gli investimenti che ha fatto all'interno anche del PNRR, sta mettendo a terra un investimento che per i giovani si chiama Next Generation EU, è di circa 4 miliardi e mezzo sull'osservazione a terra, di come si sviluppano queste nuove informazioni. Spessissimo si sente parlare diciamo, dello sviluppo della nuova costellazione Iride, ma in questo investimento della costellazione Iride, passatemi il termine, è solo 1 miliardo, il resto è tutto sulla formazione, sui giovani e su come questi dati devono portare a servizi applicativi. Per fare questo servono le realtà territoriali, le realtà regionali, cioè il territorio, il tessuto, perché poi sono i problemi di tutti i giorni che vanno risolti e i giovani si affacciano a quei problemi costantemente. Quindi in questo modo, cioè cercare di creare questa nuova generazione che non vada a produrre nuovi dati, ma vada a sviscerare e capire come questa enorme mole di dati può essere messa insieme e quali sono le reali informazioni utili a specifici challenge. Su questo vado a concludere in questo enorme investimento in cui la stessa Regione ha diciamo, spinto, perché il forum nazionale poi è fatto dai forum regionali, il forum dell'aerospazio della Regione Veneto è uno dei driver di queste discussioni, ha anche messo a terra, sempre nell'investimento del PNRR, un numero, per esempio, di borse di dottorato che non c'è mai stato in Italia, sono 19.000 borse di dottorato, 19.000 in cui una parte è dedicata a tutto questo nuovo meccanismo di studiare e mettere insieme questi dati. Quindi anche un modo per tenere all'interno dei territori e di questo paese è di attrarre dall'estero e di attrarre e far rimanere i giovani. È un'occasione che va presa adesso, quindi questi eventi servono a attirare attenzione e poi utilizzare questo enorme investimento per stimolare e far capire che le realtà nazionali e regionali sono non solo belle ma veramente attrattive. Quindi è un'occasione che va presa e va assolutamente sfruttata. Questo perché poi, visto che è stato citato anche prima di me, di una ricca realtà industriale all'interno della regione, è fondamentale che questa nuova generazione venga trattenuta sia nelle realtà industriali che poi dovranno generare ulteriore sviluppo tecnologico, ma anche diciamo, assimilare e quindi arricchire le istituzioni pubbliche che poi si troveranno a gestire, definiamole, le operazioni e tutti quelli che sono i servizi a valore aggiunto innovativi. E quindi anche le realtà pubbliche e istituzionali si devono iniziare a dotare di una nuova generazione che poi sappia diciamo, interpretare, gestire e operare questi dati. È una grandissima occasione, questo è il contesto giusto, per un contesto internazionale e su questo vanno ringraziate e vanno diciamo, sostenute le regioni che si muovono in anticipo in questo contesto. Il Veneto è una di queste, quindi io vi ringrazio veramente. Grazie. Grazie. A proposito appunto di realtà territoriali, ritorniamo in Veneto con il presidente della rete innovativa regionale Aerospazio Veneto, nonché il promotore dell'evento Space Meetings Veneto, Federico Zoppas. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Per me è veramente una tappa molto importante in quanto qualche anno fa ho cercato un appuntamento con il nostro presidente Zaia e gli abbiamo illustrato il progetto di costituzione della nostra rete. Noi ovviamente siamo più il tessuto imprenditoriale che compone la nostra grande regione del Veneto e abbiamo visto nell'opportunità della New Space Economy che oggi gira circa 450 miliardi di dollari ed è destinata ad arrivare a $1 triliardo entro breve, appunto delle opportunità per le nostre aziende, solo che essendo noi aziende molto piccole in questi settori che di fatto erano abbastanza appannaggio di programmi di investimento governativi, era molto difficile riuscire a trovare gli interlocutori giusti. Quindi abbiamo deciso di metterci tutti quanti assieme, però dovevamo fare ovviamente squadra anche con la parte accademica universitaria, ma soprattutto anche con il territorio, quindi con la regione. Abbiamo iniziato per intraprendere questo percorso di consapevolezza di tutte quelle che erano le nostre capacità interne e appunto le competenze delle aziende della nostra filiera e siamo riusciti a mappare circa 260 aziende nel nostro territorio che hanno a che fare con materia legata a aeronautica e aerospazio. Di queste 52 sono parte della nostra rete, come diceva anche prima il nostro Presidente, e il fatturato che noi muoviamo all'interno di queste aziende, ovviamente anche non solamente nell'ambito dell'aerospazio, sono circa €1,5 miliardi
e occupiamo circa 5.000 addetti. Gli obiettivi strategici che la nostra rete riesce a coprire sono navigazione autonoma e osservazione remota, i sistemi di bordo avanzati per piccoli satelliti nell'ambito della New Space Economy, l'esplorazione spaziale, il potenziamento di infrastrutture, il tema molto importante del clean and safe space e soprattutto la vita nell'ambiente spaziale anche nell'ambito poi del food, perché di fatto bisogna capire come alimentare poi questo tipo di missioni. E la cosa molto importante è che per riuscire poi a sancire questa forza, questa partnership e questa partnership che ci riesce a collocare veramente al quarto posto nell'ambito del panorama italiano, perché ci sono dei distretti che sono molto più hanno una storia molto più importante, più vecchia rispetto alla nostra, se si pensa al distretto lombardo, il distretto piemontese oppure il distretto anche campano e pugliese. Diciamo che noi non abbiamo nulla da invidiare. Molti ovviamente di questi distretti si concentrano su quello che viene considerato upstream, quindi tutta l'infrastruttura che serve a portare i satelliti in orbita. Invece noi in Veneto, avendo pochi prime che compongono il nostro territorio, la nostra rete, abbiamo deciso di concentrarci più su quelli che sono i servizi downstream, quindi l'utilizzo dei dati, e da qui anche l'idea che è stata, diciamo, promotrice dell'ideazione di questo evento, che andremo a fare dal 15 al 17 maggio a Venezia, e abbiamo deciso di chiamarlo Space Meeting Veneto. Questo meeting di fatto si svolgerà in 3 giornate. La prima giornata sarà dedicata a una verticale relativa allo spazio e la finanza, quindi a finanza a servizio dello spazio. Il secondo giorno invece sarà dedicato alla supply chain dello spazio, e il terzo giorno invece, quindi volendo dare enfasi alle nostre aziende del territorio, invece il terzo giorno ci sarà una verticale che si occuperà di tematiche legate all'agritech e al wine tech. Come si diceva prima, l'agritech è un qualcosa di molto importante e siamo tra i primi ad affrontare questo tipo di opportunità, in quanto tutti quanti diciamo più del 60% dei distretti e delle aziende italiane si stanno concentrando sulla parte infrastrutturale, il 40% invece più sulla parte di analisi del dato. L'analisi del dato sarà il futuro e quindi di conseguenza noi come Veneto vogliamo sempre essere, come si diceva prima, all'avanguardia di questo tipo di progetto. Questo meeting lo stiamo organizzando con una società che si chiama ABE, Advanced Business Events, che organizza sostanzialmente circa 20 eventi nel mondo legati appunto all'aerospazio, e a oggi siamo riusciti a raccogliere circa 109 iscrizioni, di cui 26 aziende della nostra RIR da sole. Tutto il resto invece verrà diciamo, coinvolto con il nostro stand della Regione Veneto. Ci sono 5 agenzie spaziali, 4 cluster aerospaziali italiani, 11 prime, tra cui appunto ci sarà Leonardo, Telespazio, ci sarà Thales Alenia e ci sono 63 supplier, e continuano a iscriversene di nuovi. Con una collaborazione con ICE stiamo attirando buyer da tutto il mondo, e prevalentemente dagli Stati Uniti, dal Giappone, dalla Corea, e che avranno appunto l'opportunità di incontrare le nostre aziende del nostro territorio. Ci tengo moltissimo a sottolineare, e concludo, che questo progetto per i giovani è un qualche cosa che anche noi aziende andiamo cercando, andiamo sponsorizzando, perché come sapete diffondere la cultura dell'aerospazio all'interno del tessuto industriale italiano ovviamente è qualche cosa che va fatto fin dai tempi dell'università. Noi aziende stiamo cercando disperatamente dei talenti, e molto spesso dobbiamo guardarci all'estero, per cui stiamo lavorando tantissimo per fare progetti di employer branding presso i primari istituti, e di conseguenza avere questo tipo di occasione di incontrare gli studenti, e soprattutto di avere anche un backup con delle istituzioni così importanti, ovviamente ci rende assolutamente contenti che di fatto possiamo dare un proseguo anche alle nostre attività. Grazie. Grazie, e passerei alle domande dei giornalisti, se ce ne sono, o se il Presidente vuole dire...
sentiamo se ci sono Se ci domande. sono domande? Ecco, arriva. Buongiorno, sono Christian Schubert, lavoro per il giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Grazie mille per l'invito, è molto interessante il progetto e ho già capito i numeri di attività spaziale in Veneto, numeri di imprese, fatturato, eccetera. L'obiettivo è diventare numero 1 in Italia. Chi è numero 1? E quanto deve crescere per raggiungere questo obiettivo? La seconda domanda, forse per il signor Saccoccia, scusi. Sì, scusi. Per avere i dati speciali abbiamo bisogno di lanciatori, trasportare i satelliti, e Vega, il lanciatore italiano, si è schiantato 2 volte, l'ultima volta l'anno scorso, Vega C, il nuovo lanciatore. Allora, in quale misure, questo è un controcolpo per le attività spaziali in Italia, no? E come Italia può uscire di questa crisi? Immagino è una crisi. Come vede lei questa situazione? Grazie. No, dicevo che allora, secondo me il nostro riferimento, a parte che Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia, come si diceva prima, hanno una storia che inizia circa dal 2010 e storicamente loro hanno nel loro tessuto aziende del tipo Leonardo, Augusta Westland, eccetera. Noi nel Veneto abbiamo solamente una piccola azienda di Leonardo che assembla elicotteri. Io credo che il nostro obiettivo non sia quello di diventare numeri 1 in Italia, ma numeri 1 in Europa. Noi come benchmark di riferimento abbiamo ad esempio l'Aerospace Valley francese a Tolosa, che ha circa 800 aziende e ha tipo una cosa come 15 miliardi di euro di investimenti da parte del governo e di tutta l'infrastruttura francese messa insieme. Credo che noi dobbiamo occupare degli spazi che appunto sono liberi e vista la capacità di adattamento delle aziende del nostro territorio, abbiamo tutti i numeri per poterci adattare e per capire quali possono essere le politiche di investimento che dobbiamo indirizzare. Sono più che sicuro che con il team della Regione, con il quale appunto stiamo già lavorando in questa direzione, il tema della digitalizzazione, il tema della formazione, il tema anche dell'utilizzo, come si diceva prima, dei dati, possa essere un punto molto forte che ci possa rendere tra i primi veramente, tra i precursori rispetto agli altri settori, agli altri distretti, perdono. Sì, no, volevo scusarmi, io devo andare al treno, se qualcuno doveva fare domande a me me le faccia subito o mai più. Mai più. La foto con i ragazzi, sì. Chiederei al professor Marco Tofanini e agli studenti di Scienze di Comunicazione, così riusciamo a fare una una foto un secondo e poi continuiamo. Sì. Scusate, ma... Andiamo tutti davanti, facciamo tutti... Sì, tutti. Ci mettiamo tutti davanti. Anche noi? Magari qualcuno a questo punto anche dietro. Anche dietro, ragazzi. Attento che due più alto che noi. Vai. Sì. Scusate, ma ciao. Ciao.
Grazie Presidente.